A Vicenza appuntamento annuale con l'assemblea di ARAV, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto. È stata l'occasione per analizzare come è andato il 2020 sotto il profilo economico con l'approvazione del bilancio, ma anche un'occasione per approfondire il tema dei prezzi nel comparto zootecnico. E poi tanti progetti, a partire dal progetto Fitoche per la valorizzazione della zootecnia di montagna, in particolare del latte che proviene dagli allevamenti montani. Ma andiamo ad approfondire tutto questo insieme ai protagonisti, a partire dal presidente di ARAV, Floriano De Franceschi. Presidente, nonostante le difficoltà della crisi pandemica, il 2020 vi ha visto impegnati su tanti fronti, sia sul versante tecnico con tanti servizi per gli allevatori e poi anche sul versante progettuale. Sì, nonostante tutto noi abbiamo sempre lavorato, è figlia del lavoro dell'allevatore, diciamo un po' anche l'associazione dell'allevatore non si è mai fermato, abbiamo sempre prodotto cibo, anche in momenti difficili come quando eravamo in lockdown. Comunque i progetti con l'aiuto della Regione del Veneto che ci ha sempre affiancato su questo, comunque abbiamo lavorato. Il grosso lavoro nostro è sul fatto di continuare a lavorare sul benessere, impegnarsi maggiormente sul benessere degli animali, quindi sulla qualità dei prodotti, del latte, progetti che riguardano la genetica per sviluppare una maggior caseificabilità del latte, visto che in Veneto, insomma, con le nostre cooperative il 90% del latte viene trasformato in formaggi, quindi l'impegno nostro è proprio riuscire a dare una maggior qualità, una maggior qualificazione perché arrivi poi sulla tavola del consumatore un prodotto sempre migliore. Intanto procede anche il progetto Fitoche, dedicato ovviamente al latte di montagna. Qui che passi sono stati fatti? È un progetto un po' innovativo perché va proprio a caratterizzare il latte del luogo, locale. Tramite un ragionamento sulle essenze, sui pascoli, quindi andando a identificare i pascoli e il metodo di pascolamento e il prodotto che poi arriva nella trasformazione del formaggio, quindi fondamentalmente una maggiore caratterizzazione del prodotto al territorio. Sul versante dei prezzi, come sta andando e quanto impatta anche l'aumento dei costi delle materie prime? Il mercato tutto sommato ha tenuto, il latte si sta muovendo qualche centesimo in salita anche adesso, i formaggi stanno mantenendo un po' il prezzo e sicuramente incide in questi ultimi 2 o 3 mesi l'aumento dei costi alimentari, quello sicuramente sì, è una problematica che si sta affrontando e che noi con i nostri tecnici cerchiamo comunque di seguire l'allevatore per efficientare anche le razioni in questo caso, perché si possa avere una razione più efficiente, quindi più attenta, minor costi, visto che il prodotto costa tanto. È stato approvato anche il bilancio, è andata bene perché comunque avete chiuso in utile, comunque un sostanziale pareggio. Come possiamo commentare questi dati? Ma i dati di bilancio stanno tutto sommato migliorando, questo è frutto di un'attenta gestione da parte anche di direzione di tutti quanti, del comitato, è frutto anche di un diciamo, mai mancato contributo da parte della Regione del Veneto e da parte del Ministero, perché è determinante, come sapete noi siamo legati per una buona percentuale a questo, è frutto anche un po' di miglioramenti sui pagamenti che gli allevatori in questi ultimi tempi stanno anche riconoscendo, quindi pagano un po' meglio anche loro e questo fa sì che tutto poi il bilancio insomma, si chiuda un po' nel migliore dei modi. All'assemblea dei soci ARAV è intervenuto in diretta anche Federico Caner, assessore regionale all'agricoltura della Regione Veneto, ribadendo che il lavoro di ARAV per gli allevamenti e per l'economia agricola veneta è di fondamentale valore. All'orizzonte ci attende una PAC rinnovata nel suo impianto che vogliamo dia finalmente il giusto valore a chi produce, ha proseguito Caner, ricordando anche le iniziative regionali sotto forma di bandi per sostenere la crescita e lo sviluppo del settore in Veneto. Mara Bizzotto, eurodeputata, lei sta seguendo in prima linea tutto il percorso che sta portando all'approvazione della nuova PAC, c'è l'accordo politico ma ci sono ancora anche tanti nodi, diciamo così, da sciogliere, i prossimi mesi saranno decisivi. Saranno decisivi
Sicuramente è un aspetto importante e positivo che finalmente la nuova PAC sia stata approvata dopo 3 anni di confronti spesso molto duri. È un accordo politico che dovrà essere tecnicamente valutato e messo a terra, come si dice, nei prossimi mesi. Ci sarà l'approvazione poi definitiva al Parlamento europeo, ma la sfida vera ora sarà dei governi nazionali, delle regioni, perché deve essere fatto il piano nazionale strategico. E qui ovviamente dovremo cercare di aggiustare alcuni aspetti che mi preoccupano, perché come sappiamo bene la svolta green a livello europeo è importante e questo ci trova anche d'accordo, ma al di là dei sogni bisogna poi realizzare e mantenere in vita le nostre aziende. Quindi noi siamo per un'agricoltura sicuramente ambientalmente sostenibile, ma anche dal punto di vista economico sostenibile, quindi è questa la vera sfida. Quindi è qui che nei prossimi mesi tutti insieme, gli allevatori, gli agricoltori, le istituzioni regionali e nazionali dovranno combattere con noi per far capire a Bruxelles che l'agricoltura italiana va sostenuta, perché significa sostenere il sistema paese, quindi mi auguro insomma che si vada in questa direzione. Allora, vediamo com'è andato l'anno appena trascorso anche per gli allevatori, in particolare gli allevatori di razza rendena, una razza importante anche da un punto di vista della sua rusticità, si adatta bene a territori di alta quota e anche alla sostenibilità ambientale. Ci può raccontare com'è andata, quali progetti sono attualmente in svolgimento con questa razza? L'anno probabilmente, come un po' tutti gli allevatori, non è un anno dei migliori, perché il Covid ha messo in difficoltà sulla vendita dei prodotti e tra virgolette anche su poi tutti i rapporti che ci sono proprio di promozione dei nostri prodotti legati alla razza eccetera. Logico che però bisogna essere positivi e bisogna pensare al futuro, perché come ha detto la razza rendena è una razza rustica, duplice attitudine, una razza che fa bene la montagna, e adesso il periodo estivo si è aperto, gli alpeggi si aprono e le vacche vanno in montagna a pascolare. Anche lì qualche problema c'è, stiamo lavorando appunto perché gli alpeggi vengano alpeggiati con animali di razza rendena e con allevatori sani e puri che abbiano voglia di andare avanti con questo lavoro. Infatti selezionare animali anche che producano meno azoto sono cose che oggi gli allevatori capiscono meglio e che magari sono innovative, ma sono un po' quello che la nostra razza ha già dentro nel suo DNA, è un animale che può produrre bene e far bene anche all'ambiente. Quindi questi sono progetti poi legati appunto a dei lavori strategici anche scientifici insieme alle università, a progetti del PSR. Abbiamo un progetto dual breeding proprio su questa duplice attitudine che è stato portato avanti per 3 anni e adesso viene riproposto per andare ad analizzare altri piccoli dettagli che mettono in evidenza appunto queste priorità.